Amici bellini, un Inter troppo forte. Un Inter troppo forte, una Fiorentina remissiva, troppo rinunciataria. E, insomma, dobbiamo essere onestissimi, lo meritano perché hanno attaccato subito, potevano fare molti più gol sicuramente. Poi c'è stato anche quel rigore che si può discutere, di cui si può discutere sicuramente, perché ho letto, insomma, il rigore fa discutere, anche se io so che eh, non, non c'è dubbio quando un colpo di testa poi è diretto verso la porta, che ne capisci qualcosa, ne sai niente, ma se il braccio sta in direzione della palla che non lo fa arrivare verso la porta, io so sempre che è fallo e così. Però qualcuno può dire così e quindi va bene. Un Inter decisamente troppo più forte, non c'è niente da dire. Ma siete... perché? Non capite? Sto dietro alla telecamera. Perché comunque questo è lo stile del fussarrista che tiene la foto fissa, però io comunque non lo so fare quando lo faccio da telefoni. Signori, sono forti, però sta palla è uscita. Come la vogliamo mettere nome? Ma si vedeva benissimo, cioè non è che tu dici c'è il dubbio, è uscita di pochi millimetri e allora tu dici vabbè, è capitato così. Si vedeva troppo bene e si vedeva da tutte le angolazioni e si intuisce, l'arbitro può non stare nella prospettiva giusta, ma si intuisce. E perché se la goal line technology funziona per la porta non può funzionare per queste cose qua? Perché poi da un calcio d'angolo cambiano i campionati, si spostano milioni di euro. L'avrebbero vinta lo stesso, sono onesto, però ti fa andare in frega questa roba, perché lo fanno proprio su questo calcio d'angolo qua. E poi, insomma, il resto è la partita fatta di episodi, fatta di occasioni. De Gea, male Meret su quel cross di Carlos Augusto, se vogliamo essere onesti, il miglior portiere del campionato sicuramente, ma male De Gea in quel caso. E loro la svangano e la svangano come giusto che sia. Però io insisto, cioè, lo so, è controversa. È controversa perché uno dice, ma fate sempre i piagnazzari. E dai però, c'è un limite, c'è un limite a tutto. Ma noi cerchiamo di non mollare, perché io me lo ricordo il Napoli che molla. Il Napoli che molla può squagliarsi, e invece no. Speriamo che queste cose ci diano forza, ci facciano reagire, perché l'Inter ha reagito allo schiaffo che ha preso, si è messa là, ha dimostrato forza e se l'è portata a casa. Come se l'è portata a casa è un altro paio di mani, ma fa parte delle dinamiche del calcio. Adesso tocca a noi con la Lazio. Domani però analisi tattica, Mi raccomando, mi raccomando. Questo è un cameo. Volevo che questa foto apparisse come copertina sul mio canale. Nient'altro che questo. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Che amarezza.